E adesso invece andiamo a Scampia insieme a Cinzia. Lucia ha 18 anni, abito a Scampia e ci vivo benissimo, anche se il mio quartiere è conosciuto quasi sempre solo per il suo passato criminale. Buongiorno a Raffaele Civolella, Buongiorno. scrittore e collaboratore del progetto Itaca che si occupa di salute mentale, vero Raffaele? Allora, tu hai raccolto in questo libro, Inferno e Paradiso, la storia della meglio gioventù di Scampia. Sono 15 ragazzi. Che ragazzi sono? Sono dei ragazzi che hanno vissuto anche il negativo del quartiere, ma che hanno un forte desiderio di riscatto. Sono dei ragazzi che vanno a scuola, lavorano, qualcuno ha fatto degli errori in passato ma si è pentito, e sono dei ragazzi che hanno soprattutto delle speranze e dei sogni, un po' come tutti noi. Come li hai trovati? Guarda, ho avuto la fortuna di conoscere la preside dell'Istituto Vittorio Veneto, e alla quale ho proposto questo mio progetto di raccogliere un po' le storie dei ragazzi del quartiere. Ha accettato subito con entusiasmo e siamo andati avanti Una così. bellissima idea, perché si parla sempre di Scampia, alla periferia di Napoli, come di un inferno. Noi adesso vi facciamo vedere anche in questo filmato come le cose siano diverse. Il filmato è di Concita Borrelli con la regia di Luigi Gorini. Manuel, è tutto male quello che si racconta di Scampia? Io penso di no, perché il buono e il ragazzo cattivo c'è da tutte le parti. E come si va via dalla cattiveria, dal pericolo di Non si può Scampia? andare via, secondo me, che molti malviventi sono qui. Aiutano a diventare anche malviventi altri ragazzi buoni. Ho trovato lavoro, ho cercato di non seguire la strada sbagliata. Roberto? Ho passato la mia vita magari diversa, perché il contesto era molto diverso, non stando magari nelle vele, non stando magari in un'abitazione che non è un parco, quindi ci sono persone che conosci, vivo direttamente una situazione diversa, che i miei genitori mi hanno sempre spiegato che non è importante le amicizie che hai, ma devi conoscere sia la persona buona sia la persona cattiva. Antonio? Credo che una cosa fondamentale per tirarci su tutti e non seguire la strada sbagliata sia sempre avere un punto di riferimento, che sia la scuola ma anche fuori, che possa essere un luogo di incontro, una biblioteca, un cinema, lo sport, comunque tutto quello che ci impedisca di passare la nostra giornata in strada. Carlo, tu negli occhi hai delinquenza, nelle orecchie hai dei rumori che ti ricordano che questo è un luogo diverso da tutti gli altri, o questo è un luogo comune? Scampia vive di cultura, ci sono ragazzi come noi che frequentano l'alberghiero e hanno anche l'opportunità dopo la scuola di lavorare. Antonio, esperienze personali. Noi della zona sappiamo riconoscerli quelli che fanno parte del sistema, però grazie alla scuola, grazie alla famiglia abbiamo sempre rifiutato le proposte. Roberto? Io personalmente non mi sono avvicinato alla strada, ma ho deciso di lavorare volontariamente. Faccio il cameriere e sono fiero di me. Manuel, tu sei mai fisicamente scappato da una situazione di pericolo? Stavo di ritorno a casa sotto la metro di Scampia e si avvicinano tre ragazzi. Mi chiedono di dove sei. Io ho fatto c'è qualche problema. Lui ha cacciato la pistola e ha fatto dammi tutto quello che hai. Io mi sono sentito forte però e ho detto no, non avete capito con chi state parlando. È andata bene, può andare pure male e il lieto fine non c'era. Raffaele, erano i tuoi ragazzi, i ragazzi di Inferno e Paradiso. Antonio dice ci vuole un punto di riferimento. Sicuramente, ci sono tantissime scuole che funzionano bene, forse se ne parla ancora troppo poco. Ci sono tantissime associazioni in cui collaborano persone che sono nate e vissute a Scampia e che hanno iniziato già da tanti anni un percorso di cambiamento del quartiere, partendo anche addirittura dai bambini, perché è forse dall'infanzia che si deve partire. Senti, Gomorra è una bellissima fiction, ma forse racconta un aspetto preciso di Scampia, ma c'è anche qualche tutt'altra realtà. Sicuramente. Gomorra, dal punto di vista come serie televisiva, è fantastica. Io la seguo, sono un fan anche del regista.
però descrive una parte della realtà. Purtroppo, secondo me, chi la guarda dall'esterno e non è mai stato a Scampia crede che Scampia sia solo quello. Non è così e con questo libro cerchiamo di raccontare. Esatto, allora voi continuate a vedere Gomorra ovviamente, ma leggete anche Inferno e Paradiso per vedere la meglio gioventù di Scampia che esiste ed è bellissima. Gemma.